Continua l'inchiesta di qdpnews.it sui mercati settimanali dell'Alta Marca trevigiana. Oggi ci troviamo a Valdobbiadene per raccogliere le impressioni dei commercianti del mercato del lunedì. Al mercato di Valdobbiadene del 1960. Però, ecco, in questi anni come è cambiata la situazione? La situazione, se parla del lavoro, sta peggiorando da giorno in giorno. Se invece sta parlando per la viabilità che adesso mi hanno portato delle carte, vediamo come si risolve il problema, perché è giusto che anche noi paghiamo, abbiamo i nostri doveri, però anche i nostri diritti di sapere e di poter parlare e discutere, no prenderci peggio degli zingari. C'è una dignità, insomma, anche per il commerciante che gira ogni giorno in tutti i mercati. Abbiamo le nostre tasse, abbiamo tante spese da pagare, perché per esempio oggi ne abbiamo 22, il comune ha già mandato a pagare il posteggio, io l'ho già pagato. Mentre mi hanno portato questa mattina una carta che io ero all'oscuro di spostamenti. E questo non trovo il giusto. Beh, io sono qua da sempre praticamente, perché ho iniziato con mia madre, quindi sono più di 40 anni che sto qua. Chiaramente è cambiata perché ci sono delle offerte differenti per il mercato, hanno saturato di qualità, di mezza e di tutto con i supermercati, e quindi praticamente è calato la richiesta o l'offerta, insomma, a livello del mercato. Da quanto tempo vi arrivi qua a Valdo? Da poco, da 6 mesi. Ah, ok. Sì. Questi 6 mesi comunque come vedi È duretta, sì, dai. È duretta? Sì, è ancora facile tirare somme, diciamo. Ok, Non perché è proprio presto. facile, sì, ci vuole ancora il suo tempo. Ma rispetto ad altri mercati che magari giri, come Oddio, siamo vedi più o meno Valdo? là, sì. Più o meno adesso poso un periodo abbastanza basso per tutti, per cui... Un po' una situazione generale, Sì, insomma, sì, di calo. sì, adesso sì. Possiamo farle qualche domanda sulla situazione del mercato? Stiamo facendo un'indagine sui mercati di tutta la provincia. Cioè, Nomi altri, no, io non so cosa dire. Niente. Non mi fa. 1060, prima con mio papà, da miei fratelli, dal 68 incominciamo, che sono adesso passato il figlio. È un po' calma come tutti i mercati. Il lunedì del mercato a Valdobbiadene come è cambiato negli anni? Tanto tutti i grandi supermercati, roba così, sono tantissimi supermercati che lavorano in grandi industrie, perché noi vengono qua come affilatura così, però per il resto non, calma, come tutti, basta te vedere che non è nessuno. Ecco, quali potrebbero essere delle soluzioni che si potrebbero adottare per cambiare la situazione? Non saprei dirti, no, devi parlare col comune come... anche per i parcheggi, per tutto, perché non è parcheggi, allora tanti vanno sui grandi supermercati e là trovano tutto. Il mercato del lunedì è un bel mercato, non possiamo dire che non ci sia l'affluenza, il problema è proprio un potere monetario di spesa da parte del cliente finale. Ecco, da quanti anni con la vostra attività siete qui al mercato di Valdobbiadene? Beh, noi siamo qua da sempre, praticamente lo faceva mio padre, lo faceva mio nonno e io sto portando avanti la tradizione, mi auguro di non doverla finire io. Com'è la situazione? Come la trova? All'inizio bene, adesso siamo un po' in crisi. C'è un po' di crisi generale rispetto agli altri mercati che fa? No, più o meno sono tutti uguali, la crisi è un po' dappertutto. Questo il sistema non va bene. E l'affluenza com'è? Sempre meno gente e dopo dipende anche dal tempo. Se c'è bel tempo bene, se no noi siamo penalizzati. Quale potrebbe essere una soluzione per rilanciare? Ma chiudere i centri commerciali, giusto? Oppure diminuire le ore e dopo qualcosa si riprenderà. Sicuramente, perché se li spendono là non vengono più al mercato. Ecco, lei da quanto è qui a Valdobbiadene? Tanti anni, tanti, più di 50 anni. Più di 50 anni ambulante qui a Valdobbiadene il lunedì. Esatto, In questi anni com'è la situazione? È cambiata radicalmente? esatto. Questo è il discorso, purtroppo è sempre meno. Sempre meno gente, meno clientela? Esatto.
non saprei cosa dirle esattamente, purtroppo c'è troppe, le spese sono troppe e più le vendite sono diminuite. In questi 35 anni com'è cambiata la situazione, l'affluenza qui del mercato del lunedì? Beh, direi che c'è più gente adesso che una volta come movimento di gente, però sui soldi che mancano.